Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio presentarvi questa partita. Spesso mi avete scritto nei commenti: ma mai è successo che un giocatore non titolato abbia battuto un maestro internazionale piuttosto che un gran maestro? Sì, è accaduto. È accaduto in un torneo dal vivo a 60 minuti a testa. Il bianco ha 1862, quindi non certamente un giocatore che non sappia il fatto suo, però con i neri c'è un maestro internazionale 2400, scusami, un gran maestro da 2479 punti. Il bianco si chiama Weber Andreas e il nero Myers Viesturs. Speriamo, come al solito, di averlo pronunciato bene, ma non ci fossilizziamo su queste cose. Andiamo a vedere com'è andata la partita. E4 C5, come si chiama questa difesa? Ma certo, difesa siciliana utilizzata sempre da Kasparov. D4, cos'è una novità? C3, ah ok, il famoso Morra, gambetto Morra, in cui il bianco esce dai soliti schemi della difesa siciliana per sacrificare un pedone centrale per avere un vantaggio di sviluppo e in realtà lascia anche un po' il nero così interdetto che magari è abituato a fare sempre lo stesso tipo di mosse, quindi sicuramente uscire un pochettino un po' fuori dai soliti schemi non può fare altro che bene al bianco. D6, mossa chiara, cavallo F3, cavallo C6, fin qui ci siamo, alfiere C4, adesso è tutto pronto per l'arrocco del bianco e adesso cavallo F6. Mi sembra giusto, mossa giustissima. Perché non andava bene per esempio un semplice alfiere G4 che andava ad inchiodare questo cavallo? Poiché semplicemente qui c'è questo. Alfiere per F7, scacco, sacrificio di alfiere, staniamo fuori il re e con questa scoperta, quindi scacco ora sul re, allo stesso tempo ci andiamo a pappare l'alfiere, quindi il re costretto a probabilmente il posto più sicuro è E8 e adesso non solo ci riprendiamo l'alfiere, ma grazie alla cattura su F7 siamo in vantaggio di un pedone, con posizione assolutamente superiore per il bianco. Dunque la mossa corretta appunto non è l'uscita d'alfiere, ma cavallo F6 va più che bene. Adesso il nero, scusami, adesso il bianco decide di spingere questo proprio pedone centrale, anziché fare l'arrocco che è in assoluto la mossa più consigliata in questo momento, spinge in E5. Wow! Adesso ci sono alcune continuazioni, tieni conto che c'è sotto il cavallo, quindi queste sono quelle spinte di rottura che funzionano poiché il nero non può far finta di nulla e spingere il pedone, oddio sì, qui minaccia anche l'alfiere, però deve fare assolutamente qualcosa. Vediamo quali sono le varie possibilità. La possibilità è quella di catturare questo pedone con il cavallo, non funziona perché segue questo, cattura di cavallo e fin qui ci siamo. Però che cosa c'è adesso? Riesci a vedere il tatticismo? Yes! Alfiere per F7, costringi il re ad andare su F7. Ora questa povera donna è in difesa e ce la pappiamo. Questo sacrificio è molto... si vede spesso, quindi ricordatelo. Perciò bisogna fare qualcosa. D5, ok, lui ci minaccia il nostro cavallo, noi gli minacciamo l'alfiere, però semplicemente c'è questa mossa qui. Il cavallo cattura su D5, cattura su D5 e cattura. Ci ritroviamo in questa posizione con posizione ancora una volta abbastanza buona per il bianco. Poi qui sicuramente si può giocare scacco con donna A5 proponendo il cambio delle donne eccetera eccetera. Un'altra possibilità ancora di spostare il cavallo con l'idea poi di andarsi a riprendere questo pedone e può funzionare. Adesso il bianco ha cattura, cattura e dopo l'arrocco corto c'ha la torre che difende benissimo la donna e niente, è pronto a sviluppare presso il suo alfiere camposcuro e qui non ha problemi il bianco. Ma vediamo che cosa gioca il nero. Il nero decide di catturare. Questa mossa non è la più forte in assoluto,
sia perché distrugge la propria struttura dei pedoni, sia perché offre il cambio delle donne, e tu sai che quando le donne non sono più sulla scacchiera le possibilità di patta aumentano considerevolmente. Cattura di cavallo, perché non ho catturato di re? Perché se catturi di re poi perdi la possibilità di fare l'arrocco. E adesso subito bisogna attaccare, sfruttare il proprio vantaggio di sviluppo. Qui abbiamo 3 cavalli sviluppati contro un solo pezzo sviluppato, scusami, 3 cavalli. 3 pezzi leggeri sviluppati contro un solo pezzo leggero del nostro avversario, dunque dobbiamo sfruttare il nostro vantaggio di sviluppo. Cavallo B5, ottima mossa, si fa pressione sul punto C7 dove ci sarà il famoso doppio tra torre e re. La torre si sposta. Ciò ovviamente non ferma il cavallo da andare su C7, ma non è ancora il momento. Adesso ci sono 2 pedoni in presa, il pedone in A7 e il pedone in E5. Secondo te, fra questi 2 pedoni, qual è più importante? Questo a bordo scacchiera o questo al centro? Assolutamente, questo al centro. Cattura. Oh, la posizione del bianco si fa dominante, il nero ha praticamente tutti i suoi pezzi sull'ottava traversa. Vediamo come continuare. Adesso c'è questo attacco, tra l'altro, su F7, dunque non è che ci sono troppe possibilità di difesa. Il nero sceglie per una solida E6, scongiurando tutti gli attacchi su F7. È il momento però adesso di cavallo C7 scacco. Mossa interessante, il re può andare solo da una parte poiché questa casa è minata da questo cavallo, il re va in E7 e adesso il bianco cerca di costruire una rete di matto, cioè capisce che il re avversario qui non può andare perché c'è questo cavallo, qui non può andare perché c'è questo cavallo, ci vorrebbe un bellissimo scacco che arrivi da questa diagonale ed è praticamente scacco matto. Quindi che cosa dici? Io gioco alfiere 3 con lo scopo di andare C5, il re è bloccato, non si può difendere, non può scappare da nessuna parte e vinco la partita. B6 serve a controllare questo punto ed evitare che l'alfiere vada a dare matto. E adesso altra mossa molto forte e molto aggressiva da parte del bianco, arrocco lungo, e questa torre si prende tutto il controllo della colonna D, evitando ancora una volta al re nero di poter scappare ad ovest nel settore dell'ala di donna. Ora bisogna provvedere a fare qualcosa. Qui il nero gioca cavallo di 7. Si capisce ad occhio che questa mossa è un po' passiva e non fa altro che tappare ancora di più i propri pezzi. Ora questo cavallo di 7 va bene finché c'è l'alfiere in C8 che lo tiene, va bene, però non permette al nero in futuro di sviluppare il proprio alfiere da qualche parte, poiché se togli l'alfiere crolla quel cavallo con un attacco di torre scacco, per esempio, o un attacco di cavallo. L'altra possibilità era quella di giocare torre B7, era interessante come mossa, qui il cavallo si sarebbe dovuto togliere. Ora si potrà giocare cavallo D7 proponendo il cambio, 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 e la posizione un po' ritorna in parità, ma dopo cavallo D7 il bianco ha ancora un discreto vantaggio. Quindi si propone essenzialmente il cambio su questo cavallo, alfiere F4, cambio. Perché secondo te il nero sta cambiando i pezzi? Poiché essendo in posizione difensiva, più cambi i pezzi, più togli al tuo avversario le possibilità di attaccarti, no? E quindi tu più aumenti allo stesso tempo le possibilità difensive. Attacco, attacco, cavallo C6, che ora minaccia questo cavallo. Un'altra possibilità ancora, anziché cavallo C6, era torre B7, ma ancora una volta c'era alfiere D6, scacco, il re sarebbe dovuto scappare, guarda come il re inizia ad andare al centro, cavallo in E8, scacco, il re va in G6, alfiere per F8 e attenzione, alfiere D7 è la mossa corretta, la cattura di torre in questo momento porterebbe questa, quindi alfiere D7, alfiere per G7, torre per E8. Comunque qui il vantaggio è del bianco, però, vabbè, comunque vediamo com'è andata la partita veramente. Abbiamo detto cavallo C6 minacciando questo alfiere, alfiere D6 scacco. Ora il re va in D7. Ti chiederai, scusami,
Perché questo re si mette sotto tiro di questa torre? Poiché se il re, per esempio, dopo lo scacco, fugge in F6, che sembra una casa abbastanza riparata, c'è questa mossa. Cavallo in E8, scacco e si libera anche l'attacco di scoperta sulla torre. Quindi non si può fare, anche se vedremo che nelle mosse successive questa mossa verrà effettuata. Dunque re di 7, abbiamo detto. Alfiere in E5, scacco di scoperta di torre. Il re che va in E7. Alfiere di 6, scacco. Re F6, quella mossa che abbiamo detto prima. Cavallo in E8, famoso attacco doppio. Il re fugge in G6. Alfiere per B8, qui il vantaggio del nero è consistente, e qui alfiere C5, bam, sbagliata, sbagliata. Ora sembra che il bianco abbia veramente un bel vantaggio, mica male, vantaggio di spazio, però bisogna fare i conti. Che tipo di conti bisogna fare? Qui il nero dice ok, gioco alfiere C5, libero la torre che mi attacca qui, di qua, di là, poi in futuro mi piglio questo, però, una mossa più corretta sarebbe stata semplicemente catturare. Sì, è vero, la torre ti può arrivare qui, però tu hai questa risorsa difensiva, alfiere in A6. Con alfiere in A6 hai tolto un pezzo dall'attacco della torre. Ora sì, è vero, la torre può catturarti questo cavallo, ma tu dopo gli catturi questo. Se invece il bianco ti vuole catturare subito l'alfiere, tu salvi il cavallo con questa posizione. Poi chiaro, il nero deve fare sempre i conti con, dopo che il bianco avrà tolto questo cavallo, dovrà sempre capire come togliere questo alfiere, poiché se adesso il nero cattura o sposta l'alfiere da qualche parte perde la torre. Poi c'erano questi conti da fare, però, vabbè, torniamo alle mosse originali. Alfiere C5 è la mossa che è stata giocata, alfiere G3. Torre per E8 e adesso alfiere B5. Ottima mossa, questo cavallo è inchiodato poiché dietro c'è la torre, questa è un'ottima mossa. Alfiere B7 per proteggere il cavallo dall'inchiodatura, torre D7 prendendosi la settima traversa e minacciando in modo attivo l'alfiere. A6, ancora una volta, c'è una bellissima mossa intermedia, uno scacco intermedio di alfiere che permette, dopo che il re si sarà spostato, di attaccare questo alfiere. La difesa semplice con F5, che cosa permette? Semplicemente la cattura. E qui il nero abbandonò, ragazzi, il nero abbandonò. Perché? Tu direi, cavoli, ma sono praticamente... è giocabile la partita, ma il bianco ha praticamente una torre in più. Non so quanto sia giocabile. Ha la coppia di alfieri, ha una struttura pedonale integra, potrà in futuro attaccare ancora questo re in questo modo, ha una torre in settima traversa, ha questo alfiere bianco forte, ha questo alfiere nero molto forte, e cose che invece non ha il nero non ha piani di gioco, non ha possibilità. Sì, questi due pedoni in futuro potrebbero essere forti, ma bisogna anche sapere quando è il momento di smettere. Anzi, il fatto che un gran maestro si sia ritirato alla 25esima mossa, anzi no, alla 24esima mossa si è ritirato, su alfiere di 3 si ritirò, è segno che comunque ti stima, perché pensa che tu, pur avendo praticamente 600 punti quasi in meno di lui, che tu possa riuscire a batterlo. Quindi è un grande... Insomma, bisogna essere onorati, non solo di battere un gran maestro, ma di avere la sua stima nel credere che noi comunque avremmo vinto la partita anche se lui avrebbe continuato a giocare. Questa è stata un'ottima partita giocata da questo giocatore non titolato, ripeto, 1862 punti, sei comunque un giocatore molto forte che sa il fatto suo e che sicuramente può trovare mosse molto interessanti come quelle della partita. Ovviamente il grande maestro ha collaborato a questa disfatta, però insomma i momenti no e le giornate no capitano a tutti. Bene, spero che il video di oggi ti sia piaciuto. Io ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao!
E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!